Ormai viviamo in un'epoca in cui tutti hanno paura che l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro. Musicisti, cantanti, autori sono terrorizzati, ma li capisco bene. Oggi però io voglio farvi vedere la cosa da un altro punto di vista, perché mi sono inchiavicato, e inchiavicato è un termine napoletano per dire mi sono ficcato con le mie mani da solo in questa sfida in cui in 24 ore dovrò scegliere il tema di una canzone che mi date voi su Instagram, dovrò scriverci una canzone, dovrò farci un arrangiamento e dovrò farci un video. Il tutto mentre sto montando questo video e dovrà uscire pure questo video. Sì, lo sto montando adesso, è già sto esaurito. Ma è perché mi devo complicare la vita da solo? E ci tengo a specificare che tutto quello che verrà fatto in questo video sarà fatto totalmente solo da me. Nessuno studio di registrazione, nessun tecnico professionista del settore, nessun collaboratore, tutto da solo. Se ci riuscirò, l'intelligenza artificiale non mi avrà rubato niente, ma mi avrà solo dato. L'AI verrà utilizzata come strumento senza averne paura. Today pomeriggio, scusate, parlo in italiano che sono troppo bravo in inglese, non voglio confondervi. Oggi pomeriggio ho pubblicato una storia su quell'altro social, perché sapete che non si possono dire no, su Instagram. Ho pubblicato una storia su Instagram dove chiedevo mandatemi il tema di un brano perché in 24 ore voglio riuscire a fare tutto questo. E le risposte che sono arrivate, insomma, non ne sono sorpreso perché ne ero sicuro, mi hanno veramente spiazzato. Ce ne sono alcune proprio, cioè avrei fatto 28 video su 28 argomenti diversi, ma ne devo fare solo uno. Ve ne leggo giusto qualcuno che mi sarebbe piaciuto. Resta sul tema su chi usa male l'AI, per esempio questa è bella, è molto in tempo, però è una canzone sui matrimoni estivi, che pure è bello come argomento e veramente io spero che vi venga la diarrea e non trovate un bagno libero. Si fanno i matrimoni in estate, fa troppo caldo, vi vado a sposare in inverno. Una grande canzone per un gender reveal in chiave ironica non sarebbe male, immaginate un sarà lui, sarà lei. Vabbè, troppi, cioè veramente troppi. Fai una canzone sui TikToker napoletani trash, già fatta. Se non l'hai vista devi recuperare. Questa qua giuro che ho quasi scelto questo argomento perché era troppo bello, ma sarebbe dovuto essere più profondo. Una canzone sul razzismo della lavatrice che separa i bianchi dai neri. Per me possiamo pure fermare tutto. Però mi è risaltato all'occhio un altro suggerimento che mi è stato dato. Perché è una cosa che mi fa incazzare. E le cose che ti fanno incazzare solitamente escono meglio quando vuoi attaccarle con l'arte. Sulla gente che commenta 23 come massimo insulto. Io odio chiunque vada nei commenti e scriva 23, cioè è proprio un fattisivo. Quindi io ho scelto, farò la canzone sui 23. Quelli che scrivono 23. Visto che ho troppo poco tempo per fare troppe cose, è meglio che ci muoviamo. Quindi prima fase è scrivere un testo. Andiamo in studio, che è meglio, se no non ce la posso mai fare io. La prima fase è quella di scrivere la canzone, ma ovviamente lo so, è una canzone che dobbiamo fare veloce, 1 minuto e mezzo, una cosa velocissima, però deve comunque avere un senso. Perché sì, mi dà fastidio la Franzulamma che scrive 23 e ho avuto quest'idea, secondo me dobbiamo esplorare, dobbiamo capire, ma il 23, oltre a essere nella tombola o scemo, quante altre cose è? Quindi mi metto alla ricerca e nel frattempo scrivo un attimo pure un testo e vediamo. Abbastanza informazioni. Ma guarda, vi devo dire, sono contento del testo. Sono contento, senza pretese, è una cusarella e ci devo fare una piccola musica, cioè devo capire almeno pure come deve fare sta melodia. Tiriamo fuori la tastiera. Tipo 23 è un commento diffuso e se araba un video lo ritroverai. Stai sicuro che un decerebrato è già pronto perché ti commenta ogni cosa che fai. Mi piace! Devo registrare. Faccio un provino a volo, l'ho fatto presto, scusate. 23 è un commento diffuso e se araba un video lo ritroverai. Stai sicuro che un decerebrato è già pronto perché ti commenta ogni cosa che fai. E adesso
vedete, adesso in questa fase rientra la prima parte della I che mi aiuterà. Perché io ho registrato una demo, una roba velocissima, piano e voce, con un po' di idee ritmiche, ma che grazie all'intelligenza artificiale, perché si deve dire grazie all'intelligenza artificiale, diventa così. 23 è un commento diffuso a Siarabo in un video, lo ritroverai, stai sicuro che un decerebrato è già pronto perché ti commento ogni cosa che fai. Mi sembra proprio opportuno dire Tenimmo piezzo, maglio! Adesso esco da questa stanza perché fa troppo caldo, tanto il video di questa canzone lo faremo di là e finalizziamo tutto di là, che sta l'aria condizionata, qua no. Ovviamente io che sapevo di avere il tempo che scorreva, che cosa ho fatto? Mi ha chiamato mio cugino, mi ha detto vogliamo andare a mangiare al sushi? E io ho detto sì. Quindi con il tempo che scorreva mi ritrovo ad oggi, quindi a stamattina, che dovevo ancora fare le riprese finali. Ok, sono passate 12 ore e me ne restano altre 12 per riuscire a montare questo video e a farci il video. Insomma, ci siamo lasciati che ho costruito la canzone con l'aiuto dell'AI e devo dire, è venuta fuori carina, sono contento. Ma adesso viene la parte che mi interessava di più, il video. Per farlo utilizzerò Freebeat AI, che è uno dei migliori AI Music Video Generator che sono attualmente disponibili. Il concetto è semplice ma potente. Prendi la canzone, scegli come sia il video, gli dai un prompt, puoi optare per qualcosa di narrativo, per un video performance con lip sync, non lo so, qualcosa di astratto sincronizzato al beat, e lui genera tutto in automatico e funziona con brani tuoi, con link eventualmente presi da YouTube, Spotify, SoundCloud, o come sto facendo io stesso caricando il tuo brano all'interno dell'AI. Niente editing, niente riprese, niente post produzione, che è una cosa che io amo fare, non voglio minimizzare questi processi ma solo farvi vedere come si utilizzano questi strumenti. Un click e parte. Vediamo cosa succede con la canzone di 23. Ah, e tra l'altro, se volete provarlo, sotto vi lascio il link affiliato con cui avete un 10% di sconto se volete provare Freebeat AI. La cosa bellissima è che poi parte questa sorta di agente AI che divide i vari compiti che noi seguiamo man mano e nel frattempo ti sviluppa il video. Io ho scelto di farlo in questo stile cartoon 2D, ma ci sono tanti stili, come vi ho fatto vedere, c'è il fotorealistico, c'è lo stile studio Ghibli, c'è veramente di tutto. Non vedo l'ora di vedere il risultato, che sono curiosissimo. Per questo dico quanto può essere utile l'AI per queste cose. Ma non voglio cantare vittoria prima di aver visto il risultato. Allora, ha finito la generazione, ha fatto tutto lui. Ci ha messo circa 20 minuti più o meno all'incirca. E abbiamo l'anteprima e il risultato. Io non l'ho ancora guardata, la guarderemo in diretta e commentiamo in diretta. Non vedo l'ora. Sei pronta? Sì. 23 è un commento diffuso a Siarabo in un video, lo ritroverai, stai sicuro che un decerebrato è già pronto perché ti commento ogni cosa che fai. Quasi fosse un impulso istintivo e le scimmie che fanno ormai hanno uno schema, che se sentono buona citando la smorfia e dicendo così si non scema. Quello che Zawa Zawa non sanno è che su detto numero anche è molto alto, perché è un numero primo anche se non è stato poi il primo a tagliare il traguardo. 23 è la ricetta di vita e ne sono le coppie di cromosomi, forse a loro ne restano un paio ed è forse per questo che non sono buoni. 23 sulla maglia di Jordan che ormai è un'icona, la palla a canestro, un bim mammi che scrivo commenta che pure sa cavo con la palla dentro. 23 come Beckham campione che su punizione ha avuto a Windows 7, ma si sa che se a quel 23 ci aggiungi il 7 poi tu viene 30. 23 sono le pugnalate per Giulio Cesare sotto Pompeo, ma Pognoranda canzavano cazzo e soltanto un insulto partenopeo. 23 sono circa i gradi dell'inclinazione del pianeta Terra, ma in Sevato lo usano solo per fare online con gli insulti una guerra. 23, 23, se commenti così sei l'unico 23, 23, 23, è diventato un attestato, basta leggerlo e sei sgamato, se commenti così sei l'unico 23, sei l'unico 23, sei l'unico 23.
Devo dire, sono piacevolmente sorpreso Ma non me dal l'aspettavo. risultato, calcolando che io ho solo caricato la canzone e descritto orientativamente qual era. Per questo motivo non me l'aspettavo, non avevo queste grandi aspettative, ma vedendo il risultato, essendo che non hai utilizzato prompt, ho fatto cose del Sì, genere, sì, no, ha fatto tutto lui. È assurdo. È una roba pazzesca. Quindi, adesso non mi resta che in queste ultime 24 ore la canzone c'è, il video c'è, questo video qua è registrato, devo montare tutto. Quindi Vai. adesso devo staccare perché adesso sto per montare il video che tu stai finendo di vedere. Pensa un po' come... Mi raccomando, voglio il commento, voglio sapere cosa ne pensi. fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Vabbè, detto questo, finiamo con un 5 così abbiamo il suono con cui finire.